Un boato enorme, la fuga tra polvere e detriti. Ore 3:40 della notte scorsa, a Bibbione esplode una palazzina. Una fuga di gas sembrerebbe, poi accertata successivamente dai vigili del fuoco arrivati sul posto. Ma nel frattempo è il panico. La deflagrazione sveglia tutti, si pensa al terremoto, ad un attentato. Pochi immaginano al gas che sventra lo stabile di via Bilancia e le palazzine attorno, quasi tutte danneggiate dall'esplosione. Dalla nube di polvere usciranno fortunatamente illesi gli occupanti, a quell'ora della notte tutti in casa. Una tragedia sfiorata perché gli unici ad essere soccorsi e trasferiti, ma solo per farsi curare delle lievi ferite ai piedi procurate durante la fuga, due bambini di 7 e 8 anni di una coppia in vacanza. Nel pieno centro di Bibbione scoppia il caos. Autoambulanze e vigili del fuoco si devono destreggiare tra numerose persone scese in strada per la paura. L'esplosione ha fatto temere il peggio. Per un puro miracolo lo stabile non è crollato sotto la forza dirompente del gas. Il bilancio di una nottata che poteva trasformare le vacanze di numerose famiglie in terrore conta 20 persone sgomberate e quasi tutte dello stabile di 2 piani diviso in 4 appartamenti. I figli della coppia sono stati subito dimessi con nessun giorno di prognosi. Come ci racconta il sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, ci poteva scappare una carneficina, ma invece gridiamo al miracolo. In realtà è stata una fuga di gas, probabilmente da un altro tubo, ma le due bombole sono ancora lì, sono integre. Però il gas si è diffuso probabilmente per un errore umano, adesso sarà tutto il vaglio degli inquirenti, dei tecnici, eccetera. Sì, diciamo che rispetto all'intensità dell'esplosione, tra virgolette, insomma, siamo stati anche fortunati perché appunto capitando a quell'ora di notte. Enorme il lavoro dei soccorsi, come precisa il primo cittadino, cui ringrazia per il tempestivo intervento e per aver saputo gestire una situazione per nulla facile. Voglio ringraziare le forze dell'ordine e tutti coloro che si sono adoperati per alleviare al minimo il disagio e anche coloro i quali già alle 6 del mattino avevano già collocato queste famiglie, 4 famiglie in altre strutture ricettive.